Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta e abbiamo il piacere di riavere con noi Antonio Confortin della segreteria organizzativa UIL Pensionati del Veneto regionale. Grazie di essere tornato. E Grazie a voi. allora con il segretario apriamo un capitolo importante dedicato alla situazione dei coloro che sono stati lavoratori per tanti anni e quindi si trovano in una situazione di essere pensionati, che però non vedono bene le prospettive future, perché la legge di stabilità non ravvede certe posizioni, perché adesso si pagherà, le pensioni arriveranno dal 10 del mese, questa è la novità prossima e ventura, quindi cosa cambia per voi pensionati? State molto molto attenti, ma anche un po' della situazione con l'esperienza che ha maturato in seno al sindacato della UIL, la situazione in generale dei lavoratori. Adesso si sta parlando in queste ore della grandissima manifestazione della Thyssen a livello nazionale per questione acciaio, ve ne sono anche molte altre con decine di centinaia di lavoratori che vedono veramente compromessa la propria posizione lavorativa e altri retributiva, perché si tratta di aziende di carattere multinazionale oppure aziende che hanno una sede all'estero e che non vedono di buon occhio la posizione e la retribuzione dei nostri lavoratori, l'inquadramento, eccetera. C'è stata una strage, tra virgolette, degli innocenti per quel che riguarda la zona dello Sport System, della marca trevigiana. Ci sono state altre aziende che sono, tra virgolette, saltate nel nostro territorio. Continua a permanere una situazione di crisi. Certo è che non si possono arrivare ai livelli, non si può arrivare alla situazione di retribuzione dei paesi dell'est di 400, 500, neanche 700 euro al mese, perché altrimenti saluto ai consumi. E giustamente i pensionati dicono, ma noi che invece abbiamo una pensione bassissima la vediamo bloccata lì e quindi neanche noi possiamo andare avanti. Quindi perché non si parla di una rivalutazione nuovamente delle pensioni? Perché non si parla di un bonus di carattere fiscale, come viene inquadrato anche per noi degli 80 euro? Insomma, tanti perché, e vediamo di affrontare capitolo per capitolo con calma insieme e quindi fare un po' un panorama generale. Tanto volevo chiederle così, visto che lei comunque ha un'esperienza nel sindacato, questo è innegabile, come vede la situazione delle manifestazioni della Thyssen, un po' in generale queste manifestazioni generali? Le manifestazioni devono assolutamente essere fatte perché bisogna portare all'opinione pubblica e alla gravissima situazione che stiamo attraversando come Italia, perché queste manifestazioni, questa è molto grande perché è una manifestazione, in questo momento stanno parlando in questo momento i 3 segretari generali di CGIL e CISL UIL, qui perderemo molti posti di lavoro perché in Europa noi non avevamo un peso sufficiente per poter mantenere aziende importantissime sull'acciaio inox soprattutto, perché questa è l'azienda dell'acciaio inox e non quello normale. Non siamo in grado a spingere, avere un peso in Europa, anche a livello europeo, perché l'Italia è in una situazione drammatica praticamente su tutto. Quindi lei dice proprio in questione che noi non abbiamo peso specifico nullo in Europa, quindi non contiamo a livello anche di grandi aziende, eccetera, non riusciamo ad avere un condizionamento estero. Non riusciamo ad avere neanche un'attenzione forte dall'Europa, perché se questa fabbrica, faccio solo un esempio, fosse in Inghilterra, fosse anche nella stessa Francia, o se fosse in Germania, sarebbe sicuramente salvata o comunque avrebbero trovato delle soluzioni per garantire i posti di lavoro o con degli ammortizzatori. Noi abbiamo tanti ammortizzatori, ma praticamente sono finiti anche i soldi per coprire attraverso gli ammortizzatori sociali alcune realtà gravissime che sono queste. Perché il Sud, se tiriamo via anche questa azienda e se poi possiamo raccontare di altre aziende ancora e di tutto il tessile che avevamo, io lo ricordo perché è importante, era un tessile, un abbigliamento, calzature a quel livello che famose nel mondo, abbiamo perso anche questo. Quello che mi domando, anche questo governo che era partito molto bene, non voglio partire subito col governo, ma noi abbiamo 175 miliardi di evasione fiscale.
Questi sono stati certificati dallo Stato, non dal sindacato o non dai partiti politici. Ma non c'è nessun Stato al mondo che ha 175 milioni di evasione fiscale. Sono miliardi. Qualcuno ha detto, l'altra sera sentivo in una trasmissione, che ha detto 175 milioni. Sono 175 miliardi, non milioni. E anche qui è importante non fare confusione. Se avessimo metà di questi avremmo risolto il problema dell'industria e avremmo risolto anche una parte del problema dei poveri pensionati che sono in una situazione drammatica. Abbiamo una grandissima parte, pari al 37% di pensionati che non superano la pensione a 470 euro. 400, lo ripeto, 70 euro al mese. Poi saliamo anche un poco, ma tanti di questi o perché non hanno lavorato i 40 anni o perché hanno avuto problemi o perché hanno chiuso le aziende o perché non sono stati aiutati, sono quelli che all'interno delle famiglie, se facciamo mancare anche questi 470 euro, saremo sicuramente messi male. Ecco, effettivamente sì, ce ne parla grandemente poco, eppure il pensionato è una... No, non ne parliamo, cioè, dell'evasione fiscale proprio non ne parliamo poco. Sì, se ne parla poco e comunque, come si parla anche così in modo del tutto superficiale dei tagli necessari che devono essere fatti a chi invece prende molto più di 400, tra virgolette, dei 400 euro, incardinati in enti, ministeri, eccetera, che tutto sommato non verranno mai toccati, continueranno ad essere in posizione privilegiata. Le pensioni d'oro, ma vogliono dire che pensioni sono queste pensioni d'oro? C'è ex dirigenti dello Stato o ex anche presidenti di alcune associazioni all'interno del governo che poi sono usciti per l'età, che sono a 530, 540, 575 mila euro l'anno, ma quelli normali. Se poi andiamo a vedere un signore che era presidente dell'INPS, questo ne prendeva 1.800.000 euro. Ma se rimaniamo su questo livello e non intacchiamo, non andiamo a tagliare, perché meno di 470 euro non si può tagliare al pensionato, ma a questi possiamo tagliare il 50%, facciamo una legge apposta, facciamo un decreto legge, esatto, facciamo qualcosa che deve assolutamente, perché le proteste, io sono entrato da poco nel mondo dei pensionati, ma stiamo raccogliendo le pensioni come sono, in che maniera sono. E qui ho un dato preciso, su 37% di lavoratori, da 37 al 50% di lavoratori nell'industria o nell'artigianato, ma soprattutto nell'industria, non supera i 1.140 euro al mese. Questi hanno lavorato di media 35 anni, ma è possibile che rimanga ancora questa cosa? Se mi permette, voglio dire anche di questo nuovo governo. Io capisco tutto, ma quando ci mettiamo mano all'evasione fiscale e quando mandiamo a casa questi burocrati, perché anche se stanno lì poco fanno, non è che lavorano molto, sappiamo com'è la storia nei ministeri o poi in altra parte dove deve essere, ma a questi non possiamo levare una quota al momento in cui vanno in pensione. Sono loro diritti, ma non è che hanno sudato troppo per avere questi, no, ma il bello per è che, avere sì, questi ma il problema diritti. è che queste cose qui vengono autoregestite all'interno, lo sappiamo, all'interno dei loro sistemi, quindi non faranno mai il famoso tacchino che non porta mai se stesso alla cena di Natale, perché è ovvio che non... È come dire lei che debba dimezzare o decurtare, ipoteticamente prendersi delle cifre Ma un po' di coscienza non ce l'hanno questi? Qui tocchiamo dei tasti diversi, l'etica è un altro discorso. Però questi dati qui che lei sollevava, voi come pensionati, Will, poi voglio capire anche se unitamente a CGL e CISL, quindi lo SPI e l'FNP, avete fatto delle azioni per ottenere qualcosa con la legge di stabilità? C'è qualche rigo che vi riguarda oppure no, a parte quello del 10 del mese? No, per dire la verità c'è un'area nuova anche all'interno del sindacato. Io sono sempre stato prima nell'industria e poi come segretario generale.
avevamo sempre dei contrasti anche piuttosto profondi, ma non tanto per difendere la propria organizzazione, ma anche perché era un momento particolare. Oggi facciamo le manifestazioni insieme, mi dispiace, lo dico, poi non lo dico, che la CGIL faccia una manifestazione per conto suo e poi viene a fare le manifestazioni con noi, ma guardiamo in avanti e praticamente troveremo sicuramente una soluzione. Il problema è che con questa unitarietà che abbiamo, cioè noi abbiamo all'interno di pensionati, facciamo le riunioni assieme, quasi tutti i giorni, andiamo agli incontri con le associazioni assieme, andiamo a fare le assemblee assieme. Io per la prima volta da un anno a questa parte ho visto un cambiamento totale all'interno del sindacato dei pensionati. Teniamo presente che è il numero più alto di pensionati che vengono proprio dall'industria, dal commercio, da alcuni settori e abbiamo una sintonia molto forte. Una delle cose che non siamo ancora riusciti a venirci fuori. Noi abbiamo presentato una piattaforma al governo, però ci sono talmente tanti problemi che la piattaforma dei pensionati forse la leggeranno, o forse qualche burocrate l'ha guardata o altre cose di questo tipo, ma se non diamo 4 soldi a quelli che oggi nelle famiglie sono quelli che perdono più tempo per aiutare, dico perdere che occupano più tempo certo, per aiutare le famiglie, dov'è che andiamo? Cioè c'è una situazione drammatica, questo è un paese che, io ci sono da 40 anni ormai nel sindacato, ma una situazione di questo tipo io non l'ho mai vista, in negativo, no, perché è un anno, abbiamo avuto la crisi o via dicendo, ma oggi stiamo toccando proprio il fondo, come si dice normalmente, e abbiamo un'altra cosa che è molto grave, che non c'è quell'attenzione che dovrebbe esserci a chi ha lavorato una vita, che è stato mandato in pensione con 4 lire o con pochi euro, non c'è l'attenzione che dovrebbe esserci per vedere se riusciamo a risolvere qualcosa o dare qualcosa a questi. Cosa dovrebbe fare secondo lei il governo? Che posizione dovrebbe avere il governo e anche se c'è qualcosa di nuovo che potrebbe fare anche il sindacato? Beh, la prima in assoluto è tagliare le pensioni d'oro, le pensioni... E abbiamo visto che là non ce n'è, cioè non c'è... No, io non ho capito perché tagliamo ai livelli più bassi e non possiamo tagliare quelli? Vogliamo andare a vedere anche, non voglio fare questione, andiamo a vedere anche qualche regione? Vogliamo andare a vedere qualche... Ecco, bravi, se ho letto andiamo a vedere qualche regione com'è? Perché ho sentito l'altra sera un presidente di una regione, la Sicilia, ma come? Prendono 10 volte quello che prende il Veneto, spendono 8 volte quello che ha il Veneto, ma non è possibile, qui tagliamo, ma che Italia è? A 4, 5, 6 velocità? Dov'è? Al nord c'è una velocità, al centro un'altra, nelle isole ce n'è un'altra cosa, al sud c'è un'altra ancora. Però io avevo grande fiducia su questo primo ministro che abbiamo, non è che non... però deve scegliere alcune cose, se vuol fare tutto non farà niente, come sta succedendo adesso, ma deve scegliere alcune cose, quelle che sono veramente messe gravi. È la povera gente, non ne viene fuori. In realtà sono quelli da cui si cerca di smungere. E una parte di questi sono quelli che hanno tenuto in piedi l'economia del nostro paese, perché questi hanno lavorato 30, 35, 40 anni e si trovano con una pensione di fame e si trovano la famiglia sulle loro spalle, perché se mancano, perché anche l'assistenza che viene data ai non autosufficienti viene data dai nonni. A questi bisognerebbe pagarli, perché sono quelli che fanno questa assistenza praticamente gratis in una famiglia o più famiglie, sono molte, e se vanno a casa praticamente ritornano nelle case per essere assistiti, perché ormai anche le case di riposo, cosiddette case di assistenza, costano tantissimo. Ma come si fa a sostenere questi costi per una famiglia? Io che sto entrando dentro a queste difficoltà,
Come si fa? Io parlo con molti tutto il giorno, abbiamo fatto anche recentemente, noi abbiamo fatto un congresso ad Esatto, Avono infatti volevo entrare Terme. anche nel merito specifico del congresso nazionale che si è tenuto proprio in provincia di Padova, recentissimo. È la prima Io sono volta che in stati... provincia di Padova, cioè nel Veneto, facciamo il congresso Esatto, nazionale dei esatto. pensionati UILP. Esatto, che è Cioè, una cosa... 890 delegati più gli invitati, eravamo 1000 persone. Cioè c'è stato un dibattito molto forte, molto, Esatto, molto infatti. preciso, molto profondo da tutte le parti d'Italia, da Bolzano a Siracusa. Cioè un congresso che è durato quasi 5 giorni, non c'è stato un momento che può dire qui non si parla, no, è stato proprio 5 giorni tra l'arrivo e la partenza praticamente molto fitto. Bravissimo. Io la interrompo un attimo, c'è la pubblicità. Allora, abbiamo creato un po' la curiosità. Noi vogliamo capire quali sono stati i temi che sono stati affrontati, perché questo congresso non deve passare così in sordina, ma deve essere valutato anche perché alcuni aspetti sono veramente salienti e importanti, a parte per la partecipazione importante di persone, eccetera. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, oltre ad affrontare altri temi.